spostiamo a Napoli con la nostra Antonella Del Prino, che ci racconta che lì nella città che vediamo deserta c'è, diciamo, una questione che sta facendo discutere. Antonella. Sì, al contrario di Piazza del Plebiscito, come non si è mai vista, completamente vuota, il resto della città, e parlo dei quartieri un po' più popolosi, non sono proprio ligi alle ordinanze del governatore della Campania De Luca. Volevo farvi notare che sulla facciata del palazzo del comando operativo delle forze sud dell'esercito le bandiere sono a mezz'asta, perché dalla mezzogiorno di oggi Napoli si sta preparando alla Pasqua, quindi alla Passione di Cristo, così rimarranno fino alla notte di sabato per poi essere di nuovo alzate domenica. Con un anelito ancora di ottimismo qui sulla Piazza del Plebiscito è rimasto questo striscione per il concerto di Paul McCartney, sulla piazza ovviamente dei concerti, dei comizi politici, delle nozze, dei celebri funerali come quelli di Pino Daniele. Un concerto che si sarebbe dovuto tenere il 10 di giugno, molto ottimisticamente devo dire, Alberto e Lorella. Senti, ma si sta montando una polemica in queste ore che riguarda la consegna della pastiera, Antonella? Ah sì, questa è l'altra polemica, che voglio dire, la consegna della pastiera, la pastiera a Napoli, voi potete capire che cosa significhi per tutti i napoletani, campani che sono qua o anche altrove, avere il dolce di Pasqua sulla tavola. E allora questo vediamo, Antonella. Non sarà possibile per tutti. Allora vogliamo vedere questo racconto. E ecco. il governatore non sono d'accordo. Allora vediamo il racconto della nostra inviata, la pastiera che non si può consegnare. Che sono vecchie tradizioni nostre, la pastiera non deve mancare. A Napoli è scoppiata la guerra della pastiera tra il sindaco De Magistris e il governatore De Luca. Rimpariamo a fare le pastiere, ecco. Impegnatevi. Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno una sozzeria, ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare pure i dolci in casa, ma rimaniamo chiusi. Io non la faccio, la prepara mia madre, ma per me è rinunciabile. Già l'odore per casa della pastiera fa parte della Pasqua. Ciao ragazzi, oggi vi ho preparato la pastiera napoletana. Qualcuno ricorre ai tutorial, ma il risultato non è garantito. Ho rinunciato. Perché io non la so fare ed è complicato comprarla. Perché il pane sia la pastiera, no? A Napoli ci sarebbe stata una catastrofe e noi siamo salvi grazie a Vincenzo De Luca. Dalla parte del sindaco le pasticcerie tradizionali inesorabilmente chiuse. Noi siamo artigiani e non lo possiamo, come codice Ateco non possiamo produrre e consegnare. Altri, chi ha industria alimentare, cioè industria stiamo parlando, può produrre e consegnare. Lucio Bellavia e suo figlio Antonio hanno 8 pasticcerie, tutte chiuse, ma come altri imprenditori del settore possiedono un'organizzazione che permette loro di produrre dolci confezionati acquistabili online. In Italia basta avere uno stabilimento produttivo che ha più di 18 dipendenti e diventa industria, ma noi abbiamo tanti tavoli di lavoro con tanti collaboratori che si sporcano le mani di farina tutti i giorni. Ma abbiamo fatto un migliaio di pastiere, consideri che i numeri erano 13-15 mila insomma, di media di produzione da noi sulla Pasqua. Come